Buonasera cari amici telespettatori, sempre puntuali e sempre più numerosi. Questa sera una puntata molto importante. Già la volta scorsa, se vi ricordate, avevamo mandato in onda Marine Le Pen, abbiamo visto il grande successo che ha avuto in Francia con gli euroscettici e poi anche il governo che fa parte alle dichiarazioni anche di Marine Le Pen che voleva uscire dalla NATO, vuole diventare amica dei russi, vuole cambiare l'assetto con la Germania. Abbiamo avuto quasi il 40% dell'elettorato, è in continua ascesa il fronte nazionale, ma c'è un fenomeno qua nelle nostre terre di San Marco ancora più importante e che è stato un po' sollecitato e provocato da Gianluca Busatto, promotore del referendum per il Veneto indipendente. Buonasera, buonasera Gianluca Busatto. È un grande successo di questo referendum che l'ha vista protagonista. Poi abbiamo ospiti questa sera la Mara Bizzotto, anche lei molto attiva sul versante dell'autonomismo, dell'indipendentismo. Abbiamo Valerio Serraglia che è vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo, ma poi diciamo perché Serraglia è qua, perché poi lanciamo anche la presenza sulle terre di San Marco di due ministri della Russia, dell'Ossetia e dell'Abkhazia. Gianangelo Bellati che è segretario generale della nostra Unione Camere, più importante Unione Camere del Nord-Est, del Veneto, e poi abbiamo anche Franco Frigo che è europarlamentare. Buonasera anche a lei Frigo, grazie per essere venuto. Doveva essere qui presente Sergio Berlato ma è stato trattenuto a Bologna. Io comincerei questa puntata con un fatto epocale. Noi siamo andati sotto la Basilica di San Marco grazie appunto a questo avvenimento importante organizzato da Raise Venete a filmare la tomba di San Marco. San Marco queste sono le terre di San Marco è la base della nostra storia e della nostra cultura e ogni tanto, perché non è aperta al pubblico, eccezionalmente il patriarca permette di entrare sotto la basilica per vedere le spoglie del santo. Io pregherei la regia di mandare in onda questo servizio. Luigi Gandi, siamo in piazza San Marco dopo il grande successo del referendum per l'indipendenza del Veneto che ha attratto l'attenzione dei media mondiali, tutti i media internazionali in questa grande piazza San Marco. Abbiamo il reggimento Veneto Real con Raise Venete che andrà a deporre una bandiera nella cripta che raccoglie le spoglie del nostro glorioso San Marco. Assessore Ciambetti, dopo il grande successo del referendum per l'indipendenza del Veneto siamo in onda per la piazza. Abbiamo avuto un'occasione unica, la possibilità di andare a portare il nostro saluto al nostro grande San Marco. Sì, questa è la manifestazione che ormai da 6 anni attraversa tutto il Veneto e unisce tutti i veneti. Mi auguro e spero che questo sia un significato e anche un messaggio che vada ben oltre la staffetta, ben oltre il cammino, ma veramente per un futuro migliore del popolo veneto. Sono stati bravi i gruppi, Assessore Stival, Raise Venete, il Reggimento Veneto Real, Grigoli, insomma tanti si sono dati da fare per questa iniziativa. Credo che sia un crescendo non solo di iniziative ma di coscienza. La crescita della nostra coscienza di essere un popolo, di avere la nostra identità ormai sta esplodendo, se così lo vogliamo dire, e credo che ormai nessuno ci possa più fermare nel portare avanti ciò che il popolo chiede, cioè la libertà. Sentiamo Matteo Grigoli che anche la Chiesa, il Monsignore ha ricordato la grande storia della Serenissima oggi.
separare San Marco dalla Chiesa è impossibile. San Marco è il nostro patrono, è il patrono di tutti i veneti. Noi siamo qui per San Marco, per servire San Marco. Non è San Marco a uso nostro, noi siamo qua per San Marco e quindi tutti devono renderne conto. E se sono questi movimenti in questa situazione è perché l'Associazione Raise Veneta da 10 anni è attiva sul territorio con associazioni culturali, con attività, con serate, con momenti come questi che ha fatto risvegliare l'identità al popolo veneto e nel credo verso proprio San Marco. È stato un grande successo questo referendum, abbinato anche all'azione culturale che ha portato avanti il comitato intero Raise Venete, ma anche le Pasque Veronesi rappresentate qui da Palmarino Zoccatelli. Sta per nascere anche, Palmarino, un altro importante coordinamento. Sì, questo è uno scoop, è un'anteprima allora. Sì, sta nascendo il Comitato Veneto Indipendente, verrà presentato qui a Venezia proprio mercoledì prossimo. È un comitato che raggruppa varie realtà politiche, culturali, associative, identitarie, il cui obiettivo è appunto sostenere tutte le iniziative per arrivare all'indipendenza. Quindi va bene il referendum diciamo, fatto via web, va bene il referendum che approverà la Regione per farlo proprio un referendum istituzionale. Noi ci teniamo a sottolineare però l'aspetto di sanare una ferita storica che fu il plebiscito truffa del 1866 con cui fu annesso il Veneto all'Italia. Ecco, quell'annessione fu illegittima e oggi diciamo, abbiamo la possibilità di sanare quel sopruso con un referendum vero che dia la parola ai veneti proprio per decidere del proprio futuro. Siamo anche con il presidente Aldo Rozzi Marin dei Veneti nel mondo. Perché, presidente, i veneti sono dovuti andare raminghi per il mondo a causa che ci hanno depredato delle nostre ricchezze e hanno distrutto il nostro Stato. Effettivamente dopo l'unità d'Italia tanti veneti sono partiti all'estero e con iniziative come queste noi portiamo il gonfalone ogni anno alle nostre comunità. Prima in Argentina, in Cile, Paraná, lo stato di Santa Catarina in Brasile, lo stato del Rio Grande do Sul in Brasile e quest'anno va alle Ande alla comunità veneta del Perù, Lima. Ricordando però che l'emigrazione non è finita, purtroppo la crisi porta nuovamente non più la valigia di cartone ma magari il computer di tanti nostri giovani. Noi guardiamo in alto San Marco perché è il simbolo di identità veneta, simbolo di libertà, di indipendenza e anche di speranza. Grazie Presidente, dottor Bellati, voglio che i miei telespettatori sappiano perché lei ama così tanto il Veneto e la storia di Venezia, al di fuori della sua veste istituzionale che non c'entra in questo momento, ma lei è un residente di San Marco e quindi mentre stanno guardando le nostre immagini i telespettatori con la cripta di San Marco, lei veniva qui da giovane e faceva appunto encomio al nostro santo, ma anche ce l'ha nel cuore l'amore per Venezia e l'amore per il Veneto. Qui siamo appunto nel centro di Venezia, San Marco, la chiesa di San Marco, e credo che sia giusto quello che dice Aldo Rozzi Marin, qui anche un simbolo di tutti quei veneti che porta ad unione, tutti quei veneti che sono distribuiti nei 5 continenti. Ci sono tantissimi veneti, forse più veneti o gente di origine veneta fuori dei nostri confini che quelli che sono all'interno del Veneto, e sono un patrimonio enorme, gente che è dovuta andare via da questa regione in un momento di grande povertà, e noi speriamo che questo, con questa grande crisi economica che c'è in questo momento, non avvenga un'altra volta. E quindi questo è un punto di incontro, è un riferimento, è anche un simbolo. San Marco, la sua cripta, siamo stati giù proprio nella cripta di San Marco, è una cosa molto emozionante, molto bella, che può servire a tutti i veneti per avere un punto di riferimento e anche la speranza per un futuro migliore. Ma anche vedono i veneti le immagini in esclusiva, che è difficile vederle, quelle della cripta di San Marco. Quindi sono 2 eventi importanti che forse saranno il preludio di un vero e proprio referendum per l'indipendenza del Veneto, magari partendo proprio qui, da Piazza San Marco. Ma guardi, come cittadino io sono rimasto molto colpito, perché è vero che può esserci anche un referendum istituzionale con valore giuridico, cosa che è molto difficile, ma a quello che conto credo che sia la politica e il fatto che così tanti cittadini, credo che molti, tutti noi siamo rimasti colpiti
dal numero di cittadini che usano oggi un mezzo che viene considerato un mezzo validissimo per esprimere opinioni, per scambiare idee, quale è appunto il sistema dei network sociali oppure del digitale, insomma internet. È stato utilizzato uno strumento moderno, un nuovo strumento che ha dato voce a milioni di persone, a centinaia di migliaia di persone, quindi io credo che questa sia la cosa più importante, indipendentemente dalla forma, che sia quella di una consultazione online o che sia quella di un referendum. La cosa che credo che deve colpire tutti, ma tutti, soprattutto i politici, è quello di ascoltare la gente. Ecco, un fatto eccezionale, la visita alla cripta di San Marco, ma un altro fatto eccezionale, Gianluca Busato, il referendum. Ecco, parliamo di questo referendum. La mia curiosità e la curiosità dei miei telespettatori, intanto la sicurezza e l'affidabilità di questo referendum. La prima domanda che le faccio. Beh, è stata una piattaforma di altissimo livello tecnologico, tant'è vero che è già stata recensita da uno dei più importanti siti di tecnologia digitale, che è Mashable.com, ed è all'esame delle più importanti riviste, delle più autorevoli riviste specializzate degli Stati Uniti d'America, e ci sono degli articoli di prossima pubblicazione. La sicurezza è stata assicurata da dei team di persone. Intanto lei è ingegnere elettronico, da quello che so. Elettrotecnico. Elettrotecnico, vabbè, una piccola sfumatura. Quindi è un conoscitore di questi meccanismi. Sì, soprattutto a livello di processi, diciamo, di complessità di sistemi. Io sono un esperto di sistemi complessi e quindi di processi di business o comunque logici all'interno di sistemi complessi. Poi ci sono degli architetti del software, c'è quindi un team multidisciplinare di assoluta eccezione, perché l'operazione che è stata portata avanti è stata anche un esempio dell'avanguardia tecnologica del Veneto, con la collaborazione di alcune tra le migliori aziende del settore dell'economia digitale, che infatti sta trovando un'eco sulla stampa internazionale specializzata, che dà tra l'altro grande lustro alla nostra Repubblica Veneta. La sicurezza poi è stata garantita da dei team di persone che ovviamente sono stati ingaggiati, specializzati in tecniche di anti-intrusione e di sicurezza, che hanno permesso una difesa del sistema praticamente per tutto il periodo di elezione. L'unico momento in cui c'è stato un tentativo di attacco è stato il giorno prima dell'inizio del referendum, un attacco partito da hacker con indirizzo IP francese, che è stato neutralizzato in meno di un minuto, per cui da questo punto di vista devo dire che è stata un'impresa che... Da Gianluca Busato volevo una riflessione, visto che lui adesso è nelle cronache mondiali, perché ha rilasciato interviste alle televisioni russe, americane, insomma un po' tutte le televisioni. Questa indipendenza della Crimea, per la quale Obama si sta tanto arrabbiando, ma Obama stesso ha promosso l'indipendenza del Kosovo, che era sempre stato attaccato alla Serbia, quindi gli americani hanno promosso l'indipendenza del Kosovo. Gli americani che in qualche maniera sono la Francia, che è contraria all'indipendenza della Corsica, c'è l'indipendenza della Sardegna, c'è l'Inghilterra che è contro l'indipendenza della Scozia, la Spagna che è contro l'indipendenza della Catalogna. Allora, facciamo un'analisi generale, perché non si può essere favorevoli all'indipendenza di uno Stato e contrari all'indipendenza di un altro Stato solo perché magari non ti aggrada che appartiene a un altro blocco economico. Voglio che tu faccia una riflessione su questo. Beh, è evidente secondo me che noi stiamo vivendo un momento di cambiamento, un grande momento di cambiamento generale, che l'Europa sta anche ridisegnando i propri confini interni. Penso che tra l'altro da questo punto di vista, per quanto riguarda l'Europa, il tema sia l'allargamento interno dell'Unione Europea, perché immaginare un'Europa senza Venezia, Edimburgo e Barcellona credo sia una follia. E da questo punto di vista quindi bisogna essere consapevoli che questi cambiamenti sono veloci, avvengono molto in fretta e che ovviamente si inseriscono anche nelle tensioni dello scacchiere geopolitico internazionale. Quindi è chiaro che in un momento così delicato di grande cambiamento
ci sono anche delle situazioni di incoerenza, perché è chiaro che il principio di autodeterminazione, se vale in Kosovo, vale in Crimea, vale in Veneto, vale in Scozia, vale in Catalogna. Però la cosa che ci differenzia è chiaro che noi in Veneto stiamo facendo un processo democratico, pacifico, di grande anche respiro, di grande innovazione. 1 su 2 praticamente. Più di 1 su 2, sì. Più o meno degli Sì, elettori, possiamo dire. Abbondante. 1 su 2 che ci sta ascoltando è favorevole alla Serenissima. Del Veneto. È favorevole alla Serenissima. Questo processo che un po' fa vedere questo 2014 come un nuovo 1848 è un processo che deve vederci consapevoli della crescita di nuovi modelli, perché le regioni produttive in particolare non possono più essere utilizzate come vacca da mungere di stati leviatani, bulimici e parassitari che hanno fatto il loro tempo e che sono di morti che sopravvivono a loro stessi. La Federazione Russa ha un grande interesse per la terra di San Marco. Sì. Secondo lei perché? Poi sentiamo il dottor Bellati. Beh, è evidente che c'è un parallelo, se non altro come date, perché il referendum di indipendenza del Veneto è iniziato nella stessa data in cui si è svolto il referendum di Crimea. A dire il vero però i primi nel mondo che si sono interessati al referendum di indipendenza del Veneto con grande richiamo, con grande spazio, sono stati gli austriaci. Siamo stati sui principali giornali austriaci con interviste a tutta pagina e da lì poi si sono interessati i russi, gli inglesi e tutte le altre nazioni. Però sicuramente la Russia sta mostrando grande interesse per ragioni credo anche facilmente intuibili di convergenza di interessi. E l'Austria sono nazioni interessate a che il Veneto diventi autonomo. C'è stata una conferenza stampa indipendente, scusatemi, c'è una conferenza stampa stamattina di un gruppo che addirittura ha messo l'Aquila imperiale asburgica. Se abbiamo le immagini di repertorio di questa conferenza stampa organizzata dal coordinamento del gruppo di indipendentisti veneti, però questi sono di matrice cattolica, filo veramente imperiale e asburgica, tant'è che, ecco, vedete c'è accanto al leone di San Marco l'Aquila imperiale, c'era anche l'onorevole Fontana, poi sentiamo l'onorevole Bizzotto, abbiamo Palmarino Zoccatelli. Questo è il gruppo sostanzialmente che si rifarebbe ai valori cristiani, cattolici, tradizionali e all'impero, all'imperatore, quindi sostanzialmente alla Casa d'Austria, agli Asburgo. Ecco Maurizio Ruggero, vediamo onorevole Fontana, Palmarino Zoccatelli, che sta parlando in conferenza stampa grazie ai potenti mezzi del nostro gruppo televisivo che spazia ormai da Bruxelles a Strasburgo, ovviamente un po' ovunque parliamo delle nostre terre, le terre di San Marco. Le terre di San Marco, dottor Bellati, che sono diventate interesse del mondo in questo momento, perché è vero quello che ha detto Frigo, che noi esportiamo in tutto il mondo e siamo una grande potenza economica, però è anche vero che tutto il mondo in questo momento ci sta guardando. Dottor Bellati. Beh, effettivamente sì, io vorrei parlare di alcuni dati economici, però non posso negare che mentre si svolgeva il referendum io ero all'estero con un gruppo di rappresentanti di Camere di Commercio di tutta Europa ed c'è stata una eco fortissima di questa iniziativa presso tutte, diciamo, le nazioni europee. E ci sono stati moltissimi articoli di stampa, molti interventi. Secondo lei perché l'Austria e la Germania sono così attente all'Italia del Nord, diciamo, e alla terra di San Marco? Perché soprattutto è Austria e Russia che in questo momento ci stanno in qualche maniera guardando, appoggiando, aiutando. Perché? Ma io non ho questo dato perché le persone che ho sentito, sì, c'erano dei rappresentanti dell'Austria, ma erano tanto interessati quanto i rappresentanti inglesi, quanto quelli tedeschi, quanto quelli svedesi, olandesi, perché comunque quando tu hai una manifestazione di voto, no, fatta con un mezzo tecnologicamente avanzato come internet, ha intanto prima di tutto una grande curiosità, perché è molto innovativo come sistema di voto. Io penso anch'io che l'elemento proprio tecnico sia stato io penso che l'ingegnere
Tedesco. abbia, oltre che inventato Sì, però c'è un un altro sistema, elemento. ha anche dato un nuovo modo di votare, di sondaggio, che è interessante per tutto il mondo, ingegnere, perché questo è il problema. Sabato prossimo sarò a Cagliari perché la Sardegna ha deciso di indire un referendum per l'indipendenza del Veneto e saremo della Sardegna il suo avvalendosi amore è talmente dell'esperienza grande per Serenissima che Sabato ha farà fatto tanti un quegli lapsus errori, freudiano. per offrire l'indipendenza della Sardegna avvalendosi anche del supporto che noi abbiamo ovviamente offerto della consulenza. Però è chiaro che la scelta innovativa ha aiutato la curiosità, ma ricordiamolo, c'era il Times di Londra, ha fatto una pagina intera di intervista con ironia del Corriere del Veneto, che non ho capito Però ecco, perché lei ha ironizzasse il no, Corriere cioè, del Veneto. Times di Londra ha dedicato delle cose, per il Corriere del Veneto Si lamentava. cosa è successo col Corriere? Vabbè, No, insomma, nel senso, ecco, qui si è vista un po' una differenza dell'atteggiamento tra la stampa internazionale e la stampa italiana, che invece prima ha cercato di nascondere l'iniziativa, evitando di dare l'informazione corretta ai cittadini, e poi ha cercato di fare anche della cattiva informazione. Non tutti, i giornali e i media veneti si sono distinti abbastanza, ma i giornali invece di ispirazione italiana hanno dato una cattiva prova di sé. cattiva, ma noi siamo qui per... Dottor Belati, lei è sempre una persona saggia, io volevo che lei mi facesse una riflessione interessante sulla difesa di questa Europa e la difesa di questo euro, perché lei è sempre stato un europeista convinto. Allora, io chiedo se è possibile di vedere la slide numero 1 per aiutarmi, visto che il tema non è un tema molto facile, perché in questo momento è dominante sicuramente ovunque si sente questa lotta e questa pubblicità contro l'Europa e contro l'euro. Guardate, una delle cose che si dicono dell'euro è che avrebbe portato in mancanza di competitività al nostro sistema. Quelle linee verdi che voi vedete sono il saldo commerciale della nostra regione, cioè la differenza fra le esportazioni e le importazioni della nostra regione, a cominciare dal 1991, quindi ben prima che ci fosse l'euro. Ricordate, in quell'epoca ci fu una grande crisi. A quell'epoca di quella grande crisi vediamo che solamente con una forte svalutazione monetaria avutasi nel 92 aumenta il saldo commerciale, aumenta quindi l'export rispetto all'import, per poi cosa succedere? Già verso fine degli anni 90 l'effetto benefico che era stato portato avanti da quella svalutazione, che vuol dire anche aumento delle importazioni, non solo delle esportazioni, comincia a stabilizzarsi e addirittura a scendere. Poi abbiamo l'arrivo dell'euro nel 2002, abbiamo 2 anni di assestamento per definitivamente ripartire verso l'alto, con un aumento, vedete, sempre maggiore delle linee verdi. Che cosa vuol dire questo? Che il nostro sistema di impresa dell'Italia del Nord, in particolare dell'area Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, è talmente efficiente, è talmente competitivo che non teme assolutamente l'euro. Chi è che teme l'euro? L'euro è un problema per il bilancio pubblico dello Stato, dove voi sapete che, io infatti non mi piace parlare di euro, parlo di parametri di Maastricht, perché tu puoi avere qualsiasi moneta, anche una moneta nazionale, ma se tu vuoi rispettare i parametri di Maastricht, li devi rispettare anche con la lira, a meno che tu non chieda un'eccezione, ne esci fuori, e allora a quel punto esci fai proprio fuori dall'Europa. Ma allora esci fuori dal serpente, quello che era una volta il serpente monetario europeo, ti permetteva di rimanere dentro, perché tu rischi di fare concorrenza sleale agli altri paesi che fanno parte del grazie. Intanto questa differenziazione, se sì, è possibile. La slide numero 11 l'avevamo già fatta vedere in un'altra occasione, però è perché noi non l'abbiamo certo fatta vedere ai cittadini che hanno votato, però vorrei far solo capire che forse, anche inconsapevolmente, perché sono dati molto tecnici, il cittadino e l'impresa veneta si rende conto che da una parte noi in Italia abbiamo un residuo fiscale, cioè un'imposizione fiscale spaventosa che porta via fortissime risorse fiscali al territorio, circa un terzo di tutto quello che viene pagato, che porta alla crisi attuale. Non è l'euro, è questa situazione fiscale che porta il problema. E dall'altra parte però l'Europa ci porta sì via un piccolo residuo fiscale, perché siamo sugli 800 milioni di euro, non 20 miliardi di euro, però porta 15 miliardi circa di saldo commerciale positivo. Vorrei anche dire un'altra cosa: quando si parla di una nuova Europa, allora io noto una differenza, e qui ce lo diranno poi gli onorevoli presenti, perché da una parte c'è chi vuole l'Europa dei popoli, e vuol dire quindi
quindi più democrazia, chi può dire di no? È come dire di no al referendum, avere Certo. più democrazia vuol dire Sì. sentire la gente. Dall'altra parte invece Le Pen non capisco perché loro vogliono nazioni, quindi già l'Europa oggi vale Pen è il già 2%. oltre l'Europa. Oggi l'Europa vale il L'Europa- 2% delle nostre tasse. Negli Stati Uniti la parte federale vale il 25-28%. però- non c'è neanche confronto da Grazie, fare, quindi dottor vuol dire Belatti. distruggere anche questo 2% di Europa. Ma i due ministri russi che sono... No, non sono due ministri russi, sono ministro dell'Ossetia e dell'Abkhazia, ma che vengono sabato, cosa vogliono fare con la regione del Veneto? Allora, loro vengono qui perché ieri e oggi stanno discutendo a Ginevra, all'ONU a Ginevra, cioè nel palazzo dell'ONU, assieme alle Georgia, agli Stati Uniti, alla Federazione Russa, all'ONU, all'UE e all'OCSE, per firmare praticamente un trattato con la Georgia perché non si sparino più in sostanza, no? Poi loro vengono nel Veneto perché per fare che cosa? Per stabilire quel rapporto di amicizia che la Serenissima Repubblica ha sempre avuto con il Mar Nero, con i Riaschi. Un momento, perché ricordatevi... Ecco, stiamo vedendo delle fotografie Ecco, delle quello è il visite. sindaco di Tikisvali, capitale Ecco, dell'Ossetia del Sud. l'Ossetia e l'Abkhazia, cari telespettatori, erano terre già frequentate dai veneti, dai mercanti veneti. Sicuro. Dai mercanti Questo è veneti. Noi avevamo anche Trebisonda in Turchia, poi andavamo in Crimea e vendevamo molte merci quando c'era la Serenissima. Loro ci hanno accolto in Abkhazia in maniera veramente amichevole e Bene, che io ringrazio. Ma c'è un grazie. piccolo particolare, che la Georgia, perché c'era tutti i documenti dei accordi e amicizia con la Ossetia e la Repubblica Serenissima, i georgiani li hanno buttati tutti in mare e stanno tentando di recuperarli. Però c'è tutta la documentazione, questa è la parata fatta in occasione del 20° anniversario dell'indipendenza. Io ero sul palco insieme al Presidente della Repubblica dell'Ossetia. Beh, lei è anche... Dell'Ossetia, chiedo scusa, dell'Abkhazia. Ecco, lei ormai diciamo è filorusso e io sono filorusso, anche collabora con io sono a favore del popolo veneto e il popolo veneto non può farsi lei è a dittattare. favore del popolo veneto che dovrebbe essere aiutato da Putin e dalla Russia. Perfetto. Allora, ecco, allora sentiamo Mara Bizzotto. Europa e indipendenza, bellissimo il titolo di oggi, guarda, è proprio uno dei migliori in assoluto, quelli che fanno bene al cuore. Allora, io sogno, ma soprattutto sono convinta che questo sogno si sta avverando, un'Europa diversa, l'Europa dei popoli, della Catalogna, della Scozia e del Veneto. Un anno fa non ero così convinta. Adesso la situazione economica, ma soprattutto il Veneto che si è svegliato, i veneti che si sono svegliati, vuoi perché la situazione, soprattutto perché la situazione economica è drammatica, vuoi perché le imprese che nonostante tutto, è giusto Bellati, hanno saputo reggere la concorrenza e hanno saputo sopravvivere nonostante uno Stato ladro che continua a mandare messaggi negativi, tasse, più burocrazia, una giustizia che non funziona, hanno sopravvissuto, sono sopravvissute, ma adesso non ce la fanno più. Quindi il messaggio che è arrivato, fortissimo, da Plebiscito, ma da tutte le iniziative, guarda, tutti i comitati, i vari movimenti, da Indipendenza Veneta, io ero a Padova, domenica c'erano più di 1000 persone anche lì, quindi gente di tutti i tipi, hanno fatto capire che adesso è il momento giusto. Quindi l'obiettivo che dobbiamo avere tutti è che il Consiglio regionale finalmente approvi questo benedetto progetto di legge per fare un referendum, perché non voglio che nessuno dica che i numeri, perché lo stanno dicendo, quei numeri non sono veri, le firme nostre non sono vere. Invece, al di là, la cosa interessante è che Plebiscito conferma i sondaggi noti, cioè che oltre il 60% dei veneti vogliono indipendenza. Ecco, Gianluca Busato. E questo è una cosa straordinaria. Prima che finisca questa piazza vorrei che lei mi rassicurasse i nostri telespettatori sulla correttezza dei dati. C'è una commissione di osservatori internazionali, tra l'altro, se posso annunciarlo, sabato prossimo, come anche segno di attenzione che la Repubblica Veneta ha verso tutto il territorio del Veneto. La delegazione di 10, che è il primo
organo che si è insediato della Repubblica Veneta sarà presente a Sappada con il presidente del Comitato degli Osservatori Internazionali che stanno certificando in modo minuzioso, certosino, con una copertura. Andate dai miei amici di Sappada? Sì. Quando? Sabato prossimo. Questo, non questo? Sì, fra sabato, fra 2 giorni. A questo? 29, Sì. sabato 29. Ma dai. Sì, è un segno che la delegazione di 10 che la Repubblica Veneta vuol dare a tutte le terre di San Marco, a tutti i comuni, anche soprattutto a quelli che stanno soffrendo, di presenza, perché ricordiamoci, questo va detto, sono state dimenticate questi comuni e quindi il grido di dolore che hanno lanciato con un'azione, con dei referendum, che noi sappiamo hanno visto in grande maggioranza i loro cittadini pronunciarsi per andare in altre regioni, magari che godono di uno statuto autonomo, noi saremo presenti lì come Repubblica Veneta e porteremo anche il presidente del Comitato degli Osservatori Internazionali che assieme a tutti gli osservatori internazionali che coprono praticamente tutti i paesi del mondo stanno passando voto per voto e certificando tutti i voti che sono stati espressi dai cittadini veneti nel referendum di indipendenza del Veneto. Abbiamo tenuto un atteggiamento, come dire, di riservatezza su questo aspetto perché non abbiamo voluto confonderci con il can-can che è stato fatto da parte di alcuni e per mantenere quel livello di serietà che la Repubblica Veneta deve avere nel trattare queste vicende. Il nostro è un atteggiamento che segue il solco della legittimità internazionale, del diritto internazionale e nel momento stesso in cui verrà prodotta la certificazione, la verbalizzazione della volontà popolare dei veneti, è chiaro che i primi a dover fare una marcia indietro sono quelli che oggi fanno dei sorrisetti, quelli che oggi fanno della cattiva informazione e devono prendere atto invece di quella che è stata la decisione sovrana dei nostri cittadini. Le chiedo anche lei in anteprima, questa Repubblica Veneta che politica avrà? Avrà un atteggiamento di collaborazione con la NATO e con gli Stati Uniti? Allora io ricordo che la Repubblica Veneta forse credo è stata la prima a aver riconosciuto l'America. Certo, gli Stati Uniti, cari americani, certo, voi avete un debito nei nostri confronti. Ci sono dei carteggi con Benjamin Franklin che sono straordinari. Sì, e bisognerebbe insegnargli la storia, perché gli inglesi sono molto acuti, ma gli americani bisogna informarli correttamente. Allora, ingegnere, informiamo la popolazione che la Serenissima è stata la prima nazione al mondo a aver riconosciuto la libertà degli Stati Uniti d'America. E ricordiamolo anche che gli stessi Stati Uniti d'America si sono ispirati alla Repubblica Serenissima per disegnare l'impianto istituzionale della propria Unione di Stati, ma lo stesso possiamo dire della Repubblica, di tanti Stati del mondo che si sono ispirati alla Serenissima. Io vorrei ricordare anche un'altra cosa, che la nostra bandiera, il nostro gonfalone è forse l'unico al mondo che riporta la parola pace, pase. Questo è un segnale importante che noi vogliamo dare, proprio nel senso della cooperazione ovviamente economica in primo luogo, perché gli è un americani fattore... li avremo anche amici, ma ingegnere sono gli inglesi, perché la regina d'Inghilterra ha paura che se concede la libertà al Veneto, perché gli inglesi comandano ancora, Gianangelo sai meglio di me, le scappa la Scozia, no? E il problema sono in questo momento convincere gli inglesi. Questo è il problema. Gli americani potrebbero anche essere convinti. Allora vorrei ricordare, oltre all'articolo appunto a tutta pagina, l'intervista che è stata pubblicata sul Times di Londra, subito dopo i risultati del referendum, che oggi il Financial Times scrive al governo italiano e dice al governo italiano attento che stai perdendo il Veneto e datti una mossa. L'ha scritto? Sì. Il Financial Times? Oggi. Però il Podarie verrà a casa sua, state attenti cari amici che se Dio perde la Scozia, perché qua guardate non siamo supini a nessuno. Ecco, dimmi e dopo... A proposito, anche per informare il collega Frigo che è arrivato da un anno, più di 2 anni fa
è stata fatta un'interrogazione da me proprio sul caso catalano e Barroso ha risposto, e sicuramente Busato lo sa benissimo, chiaramente che in caso di secessione vale il diritto internazionale. E anche in quel caso i giornali italiani non dissero niente, ma fu ripreso dai giornali inglesi, dai giornali catalani e solo successivamente dagli italiani, e questo è la pagina di Libero che mi porto via perché mi piace tanto, dove è scritto chiaramente: dividere l'Italia si può, parola d'Europa. Il Presidente della Commissione Barroso risponde: la secessione è prevista dalle leggi internazionali. Questo 2 anni fa sembrava che fossimo tanto distanti, in realtà ci siamo. I cittadini, i veneti hanno detto che ci sono. Siamo in chiusura, dottor Bellati, vantaggi e svantaggi di essere in Europa. Allora, premetto che non è che io voglia combattere a tutti i costi a favore dell'Europa, ma a quello che sono gli interessi delle imprese venete, dei cittadini veneti all'interno di un'Europa unita, di un'Europa forte e non certo debole come è quella di oggi. Convengo quindi anche con gli onorevoli qui presenti: un'Europa di popoli andrebbe bene, ma non certo un'Europa di stati, un'Europa di regioni, come diceva l'onorevole Bizzotto, un'Europa dove ci può essere la possibilità di popoli diversi di convivere in pace. Noi abbiamo lì una slide che fa vedere velocemente, perché il tempo è ridotto, quelli che sono a parer nostro i vantaggi per il nostro sistema delle imprese e per il nostro sistema di cittadini. Prima di tutto quello che avevamo visto poco fa, cioè la possibilità di esportare. Oggi se non ci fosse l'esportazione, non abbiamo più domanda interna, le nostre imprese chiuderebbero, ci sarebbe un sacco di gente per strada se non ci fosse l'Europa. Non dimentichiamoci questo aspetto. Poi la sussidiarietà, ricordiamoci che se le regioni oggi ci sono e le regioni non verranno cancellate dallo Stato, come lo Stato sta cercando di cancellare le province, le comunità montane, tutti gli enti locali, anche le camere di commercio, è grazie ai trattati di Lisbona che prevedono le regioni. Abbiamo 2/3 del bilancio dell'Unione Europea che è gestito dalle regioni, viene dato in mano alle regioni con i fondi strutturali. Per il Veneto sono centinaia e centinaia di milioni di euro l'anno, politiche a favore delle piccole e medie imprese e quant'altro. Bene, Gianluca Busato, i prossimi passi che volete fare in anteprima? Allora, noi abbiamo iniziato l'esercizio fattivo dell'indipendenza. Il primo obiettivo è trattenere le risorse fiscali nel Veneto in questa situazione di gravissima crisi che non vede abbastanza giorni del calendario in questo inizio 2014 per contare i suicidi di Stato. Per ragioni economiche noi dobbiamo tenere i nostri soldi qua e quindi inizierà un periodo di obiezione fiscale mirato a impedire che vengano rubati i nostri soldi da parte dello Stato italiano. Bene. Mara Bizzotto, in chiusura. Innanzitutto io sono, e la Lega è eurocritica, cioè questa Europa, se riusciamo a cambiare le regole del gioco, se riusciamo a migliorarla, a renderla più vicina ai cittadini, se riusciamo a fare l'Europa delle regioni e dei popoli, allora sì, forse saremo d'aiuto anche a quelle imprese che sopravvivono nonostante la crisi. E per far questo, visto il periodo storico che stiamo vivendo, visto che in Europa non siamo soli, come ho detto, e visto che dal dopoguerra ad oggi sono già nati 120 stati, quindi non inventiamo nulla di nuovo, dobbiamo veramente metterci tutti assieme. I veneti l'hanno già detto, i veneti però mettono una firma, votano, difficilmente fanno le battaglie coraggiose o riempiono le piazze con 1,5 milioni di persone come hanno fatto in Catalogna, nemmeno in Ucraina. Quindi dobbiamo veramente tutti permettere ai veneti di esprimersi attraverso il referendum previsto dai trattati internazionali. Se riusciamo a fare questo... la strada che segue lui, quella dell'obiezione fiscale, porta comunque a uno scontro. Io invito anche loro... Porta a una sopravvivenza, perché in questo momento però il pericolo... lo Stato ti denuncerà. No, perché noi lo faremo attraverso una massa critica di un grande numero di imprese che coinvolgeremo e che alla prima scadenza fiscale utile tutti assieme non pagheranno le tasse. Però ma dopo succederà che... No, a quel punto è finita, nel senso che chiaramente quando tu sei in grande numero non hai nemmeno la possibilità di subire delle rivalse. Un conto è se si espone uno, un conto è se si espone una massa quindi critica. sei sicuro che si espongono in tanti? No, ma noi lo faremo solo quando avremo raggiunto questa massa critica. Ma invito Busato e Plebiscito, che ha fatto veramente un'opera enorme, comunque a appoggiare l'iniziativa di tante associazioni per fare questo referendum. Per noi va bene, se ne possono fare anche 2, 3, 4, non è un problema. Per oggi bisogna dare attuazione alla volontà dei cittadini. Anche perché il Consiglio regionale è il massimo organo del Veneto e Roma
può anche far finta di non vedere o non sentire, Grazie, ma prendere onorevole. atto. Non fa male. Non fa Valerio male. Sanaglia, io sa quanti imprenditori di Bruniera, Trevigiani, Vicentini si sono salvati grazie alla Russia? Sì, ma vanno a lavorare in Russia, hanno detto c'è l'Eldorado là, c'è un benessere incredibile a Mosca, in Italia. Tutti si vendono le cucine italiane, i mobili italiani. Questo bisogna dirlo alla popolazione. Ma è chiarissimo, no? È una follia pensare di commerciare con nazioni che sono in crisi. Dobbiamo commerciare con nazioni che si stanno sviluppando, che hanno una forte ricchezza, che ci possono dare anche le materie energetiche e quindi la Russia, il Kazakistan, l'Uzbekistan, eccetera, sono nazioni che noi possiamo commerciare perché abbiamo anche una tecnologia Ma superiore. dimenticate ancora un altro grande aspetto, la religione, l'ortodossia che è comune. Obama sta favorendo i neri e gli islamici, i russi invece sono a favore della nostra comune religione. Ma ascolta, adesso non vogliamo fare una lezione di storia, comunque Roma, Bisanzio, Mosca, Venezia, questa è la strada. Bellati mi dice perché hai iniziato con la Basilica di San Marco e io ti rispondo perché là ho capito che se tu vai a Santa Sofia a Istanbul, se tu vai a Mosca, se tu vai a Belgrado, se tu vieni a Venezia capisci che noi eravamo ortodossi e capisci che eravamo bizantini ortodossi, esatto, ed eravamo molto legati all'impero romano d'Oriente. I nostri grandi nemici sono sempre stati i romani, il Papa che è stato l'affossatore della Serenissima con gli imperi centrali e i francesi, certo, e i francesi. E allora perché ho messo la Le Pen e sono andato sulle terre di San Marco in Basilica? Caro Gianangelo, c'è un disegno che si sta realizzando. Noi eravamo molto più vicini con l'impero d'Oriente che con l'impero d'Occidente, con Bisanzio. E Frigo in tutto questo se la ride perché lui è forte di una grande... La Repubblica Veneta è stata grande quando era internazionale. Il Veneto ha avuto il massimo di splendore quando ha governato l'Italia. Ecco, il Veneto deve governare l'Europa, questo è l'obiettivo secondo me, che abbiamo di fronte. Quindi guai a chiudersi, dobbiamo aprirci perché siamo capaci di queste grandi opportunità storiche. E se il Papa ha nominato suo segretario di Stato un Veneto, una ragione ci sarà. Ci sarà una ragione. Un vicentino. In chiusura il dottor Bellati con Busato, che ringraziamo per aver dato la sua presenza qui alla televisione dei Veneti, che è Antena 3, perché è sempre stata la prima ora e non si è convertita all'ultimo, ma le battaglie le abbiamo iniziate 15 anni fa, te le ricordi, no? 15 anni fa. Dottor Bellati. Ma io dico solo questo, che dopo quanto abbiamo detto stasera, la battaglia è quella delle tasse per quanto riguarda le imprese, che viene fatta male perché lo Stato italiano sta aumentando le tasse, sta riducendo tutti i finanziamenti per gli enti locali, vuole chiudere le camere di commercio, le province, tutti gli enti locali, quindi a questo si aggiunge anche l'imbroglio del federalismo che è stato trasformato, invece di essere un sistema di avvicinare la cosa pubblica al cittadino, è diventato un sistema per mettere più tasse. Se si va avanti in questo modo è ovvio che la gente reagisce. Bene, allora a Sappada invitiamo la popolazione? Certo, e poi ricordiamo anche che invece domenica ci sarà un altro incontro importante a Montegrotto Terme, in cui presenteremo tutti i primi passaggi fatti dalla delegazione di 10 e quello che è avvenuto, i prossimi passi dopo. Possiamo dire chi sono questi 10? Sono i candidati che sono stati eletti, ci sono io, ma ci sono poi molte persone venete, tutti di specchiata onestà, di grande preparazione. Il primo consiglio dei 10. Bernardini, Pizzati e tanti altri, Favaro, Carraro, Selena e tanti altri. E da questo punto di vista ci troveremo a Montegrotto Terme all'Hotel Mille Pini a partire dalle 9 del mattino, domenica 30 marzo prossima, in cui presenteremo i prossimi passaggi dopo la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, grazie all'onorevole Bizzotto, grazie anche all'onorevole Frigo, tanti auguri per questa vostra competizione.